In queste puntate, Scovacis dal 2009 non crescono le tariffe. Niz e son viertis le iscrizioni. Udin, la patria dei scrittori. Gli appuntamenti de settimane. E crescono i servizi, ma non le tariffe. E è quasi una scelta in cui tendince che ha la fatta che sta il comune di Udin, facendo un accordo con la NET, la società partecipata che opera in tal settore dei rifugiati. L'obiettivo è quello di stabilizzare sui livelli dell'anno passato i costi della raccolta e del smaltimento, non alzando neanche di €1 le somme che la ranno a pagare ai cittadini. La zona guidata dal sindaco Furio Onsel non ha come bloccato i costi che negli ultimi anni avevano portato la tariffa a crescere dal voto 5%, ma è anche ottenuto che è meglio in tutte una serie di interventi di polizia della città, che vigneranno a fare migliore e più di spesso. La polizia delle strade più periferiche, il controllo su chi che distiamano abusivamente gli scovacis e un'attenzione anche sul centri per nettare gli sticchi e i cingongs, che sono un tormento per tutti che vanno a spasso a torpe città. Senza contare che da spoda i buoni risultati della sperimentazione a Cusigna, la raccolta separata dall'umid e vignerà slardiata dal 2009, non come a Udin Sud, dove è partita col mese di febbraio, ma a tutto il territorio del comune. A marzo toccherà all'Aipa e San Gotthard, a aprile in Chiavris e a Padiar e in mai ai Rich in tutta la seconda circoscrizione e a San Paoli e a San Sualt. Occhio se ho visto fruttins che ste nuove e poi interessaus. Le famiglie che hanno fispiccio di iscrivere in NIS che fanno parte del servizio integrato del comune e poi di fatto fare domande fino ai 30 di aprile. Le domande si verranno effettuate a partire dal 1 di settembre 2009, quando i 199 primi frutti in graduatorie e entreranno in 4 strutture che il comune ha per i più piccinini e anche altri 91 e che avranno accesso in 6 privati che sono convenzionati con Palazzo da Ronc. Per fare domande, convente gli employ il modulo fatto di queste e per ad ogni la documentazione che vengono domandate. Il modulo si può chiamare di internet dal sito del comune www.comune.udine.it o chiatarlo da inizi comunali o convenzionali o anche in dagli uffici comunali di istruzione in via Longhiarie 15, dove che bisogna anche consegnare la domanda. Per farlo, si può l'acculire di lunedì di 9:15 a 5:15 a pomeriggio o di martedì a venerdì di 9:15 a mezzogiorno. Per informazioni, chiamate i numeri 0432 271 788, 271 745 o 271 755 o scrivete direzione di poste elettroniche asilinido@comune.udine.it. Sono un'evore in uns di grandi scrittori che riempiono il calendario di febbraio da incontri con l'autore, che la biblioteca Ioppi di Udine ha immaneata anche quest'anno. A scrivere la rassegna è stato uno dei più grandi interpreti delle culture mitteleuropeane, Giorgio Pressburger, che ha illustrato al suo pubblico il libro Nel Regno Oscuro e subito è venuto da ora in sale Iace, teatri di tutti questi preseadis presentazioni, il senatore Villers Bordon col suo libro di denunce Perché sono uscito dalla casta, calfevele delle sue dimissioni dal Parlamento e dai privilegi che hanno i parlamentari e dal relativo marum che la politica stice in te opinione pubblica. In quintris e vanno indenando tutto il mese, in occasione del giornale della riguardo che memora le vittime des foibis, Giuliana Kmet e presenterà a Miarcus ai 11 di febbraio Libera, una storia istriana. Restante scrittura al femminile, ai 19 di febbraio si rivelerà dal libro di Antonella Sbuelz Greta Vidal, un romanzo sempre ambientato in Istria ai teams di imprese di Gabriele D'Annunzio. Ma senza di avanuie ad ogni altri incontri, l'occasione più importante e sarà Miarcus ai 25 di febbraio, quando qui in sala Iace sarà presente Carlos Gorlon, il più grande scrittore furlan, che non presenterà come il suo ultimo libro La Pene d'Aur, ma al Varà di Udin, capitale del suo Friul, un importante riconoscimento. Viene a stai il sigillo del città. Gli appuntamenti delle settimane. Io i bei 12 di febbraio, ai 9:15 di sera,
al Teatro Nuovo, concerto di Bessuolo al piano di Stefano Bollani. Venerdì ai 13 di febbraio, ai 6 di sera, in bordo di Preclus, si pronta e poi si mangia la polenta più grande del mondo. Venerdì ai 13 di febbraio, ai 9 di sera, per Assegna Acropolis dal Teatro Club, Marco Baliani al mette in scena L'Agnot des Luginis, tra di test di Leonardo Sciascia e Pierpaolo Pasolini. Venerdì ai 13 di febbraio, ai 9 di sera, al Teatro Nuovo, concerto di Mango. Domenica 15 di febbraio, ai 2 e mezza da Spomisdit al centro di Udine arrivano i Mammutones.